nelle attività che sono state fatte in quest'ultimo torno di tempo vi è stata una riunione nelle vicinanze di Palermo sul turismo ed è venuta fuori una battuta in questo periodo terribile, il coraggio di non avere paura. Io il coraggio non ce l'ho, ho solo la paura. Però era tale il desiderio di testimoniare e di ringraziare Mariella per la cortesia e attenzione avuta nei miei confronti che mi sono fatto forza e sono qua con molto piacere, non con dispiacere, ma con molto piacere. Io mi occupo di terzo settore, parlare di terzo settore dopo che ha parlato Domenico Messina è una strada in salita perché è un oratore attraente, dotato di ulteriori comodità tecnologiche. Io non faccio slide, non faccio niente, cerco di esprimere qualche concetto. Sono un affezionato del terzo settore perché ho iniziato dal 2014 a curare prima la gestazione giuridica di questa fattispecie, poi nel partecipare a convegni in tutta Italia su questa materia perché è molto complessa e soprattutto ha un impatto tecnologico. In che senso? L'impatto tecnico è dato dalla stranezza della materia, cioè non si arriva a comprendere due cose. Uno, se i Lions debbono fare parte o fanno parte del terzo settore a monte. Già ieri si avanzava qualche perplessità e soprattutto se club con una struttura particolarmente esigua di soci, senza le capacità tecniche di poter gestire gli adempimenti del terzo settore, sia opportuno che possano andare al terzo settore. Per parlare di questa vicenda ci sono due angolazioni. La prima angolazione è fare un discorso squisitamente tecnico sul terzo settore, del perché è stata emanata una normativa sul terzo settore, su che cosa significa terzo settore, ed un'altra, una visione del Lions, del club, come opera oggi il club. Io cercherò di fare una sintesi perché vorrei che si formulassero delle domande. Molte volte io do per scontato determinati passaggi e invece chi si approccia senza avere una conoscenza tecnica del problema potrebbe trovare delle perplessità, non comprendere il perché. E allora noi dobbiamo innanzitutto precisare che le aggregazioni di soggetti sotto il profilo giuridico vengono disciplinate nel nostro codice in due, codice civile ovviamente, in due parti. Nella parte prima, nel libro primo del codice civile, dove sono disciplinate le persone giuridiche e quindi le associazioni, le fondazioni, i comitati, e un'altra parte che è quella delle società e quindi dell'attività imprenditoriale. Abbandoniamo questa seconda che non ci riguarda e andiamo alla prima, al libro primo, dove sono previste le figure che sono a noi più vicine. Dobbiamo subito dire che la struttura effettuata
nel codice di queste persone giuridiche, di queste realtà, di queste associazioni, è stata da sempre, dal 1200, non è una cosa proprio dell'altro giorno, vista con avversione. Non si ritiene che abbia una sua autonomia, non si arriva a capire la separazione tra la responsabilità del soggetto e la responsabilità della figura. Bene, per farla molto breve, non vi sto a raccontare tutto dal 1200, passiamo al codice civile francese che guarda con molta avversione queste realtà perché le ritiene una minaccia allo Stato, quindi un'aggregazione di soggetti che vogliono contrastare l'azione dello Stato. Questo viene fuori sino nel codice del 42, anzi peggio mi sento perché il codice del 42 è dettato da norme corporative e quindi da un contrasto completo nei confronti delle aggregazioni che possano minare la forza dello Stato. Andiamo invece alla nostra Carta Costituzionale. La nostra Carta Costituzionale ha una variegata gamma di articoli che si occupano dell'aggregazione umana, ma ancora di più, oltre a favorire la crescita delle aggregazioni, delle associazioni, è il problema della solidarietà che viene vista dalla Carta Costituzionale, nonché, ancora più recentemente, ci riferiamo al 2001, il concetto di sussidiarietà. È un concetto di cui si parla spesso. È opportuno ricordare che è una constatazione dell'impossibilità delle istituzioni a fare fronte a determinate attività che sono proprio espressione invece di quel concetto di solidarietà che la stessa Costituzione ricerca. Spero di essere stato chiaro. Quindi la Carta Costituzionale ci indica un percorso che va nel senso di creare delle realtà che invece il Codice Civile non ha previsto in maniera analitica. Tanto è vero che prima della riforma di cui parliamo, di questo terzo settore, vengono fuori delle leggi che istituiscono le ONLUS, che istituiscono le realtà dedicate proprio a questo tipo di attività. Bene, il nostro legislatore, e siamo più vicini ai giorni nostri, effettua una scelta creando non una correzione del primo libro, ma lasciando il primo libro, quindi quelle persone giuridiche di cui vi ho parlato, le associazioni, le fondazioni, i comitati, eccetera, e facendo un codice del terzo settore dove inserisce tutte le realtà del libro primo che però mutino il loro statuto con i principi ispiratori del terzo settore. Se non sono chiaro, fatemi poi subito domanda e cerchiamo di chiarire. E allora, in buona sostanza, tutte le realtà del libro primo, quindi le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni, i comitati, possono diventare enti del terzo settore nel momento in cui perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità
o di produzione o scambio di beni e servizi ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore. Se voi avete avuto la bontà di seguire questa indicazione effettuata, che è la sintesi per dire che cosa sia un ente del terzo settore, vedete che le attività che sono ivi previsti, a mio modesto avviso, sono quelle che noi perseguiamo come associazione non riconosciuta. Quindi un club che, ripeto, è un'associazione non riconosciuta, che persegue queste finalità mutualistiche, può benissimo entrare nella disciplina del terzo settore, in quanto questa disciplina prevede appunto questo tipo di attività. Ciò posto, cosa succede? Quindi l'iscrizione nel registro del terzo settore. Che ci sono, e qui la preoccupazione, e io ho l'onore fra l'altro di partecipare a una commissione distrettuale che la governatore ha effettuato con un'attenzione incredibile. Desidero ricordare chi ne fa parte: l'avvocato Giacona, l'avvocato Pellegrino, l'avvocato Vacirca, e io sono l'ultimo di questa schiera. Quindi una commissione particolarmente attenta, particolarmente capace nel valutare, non fosse altro che c'è pure lo stesso governatore che è avvocato e che quindi anche lui, che ci ha onorato della sua presenza nelle riunioni che abbiamo fatto, può dare il suo prezioso contributo. Dove sta il problema di fondo? Diciamolo subito. Avete sentito che per diventare associazione del terzo settore bisogna iscriversi in questo registro, ma per iscriversi in questo registro dobbiamo modificare lo statuto e mettere in chiara evidenza quelle che sono le finalità degli enti del terzo settore, che sono quelli che io vi ho detto, ma che comunque debbono essere ancora più chiaramente indicate nello statuto del club. Bene, come vi avevo già accennato, nel momento in cui si fa parte del terzo settore ci sono degli adempimenti da svolgere, adempimenti che sono la tenuta delle scritture, della contabilità. E allora ci si pone il problema, in un club con unità ridotte, dove magari non c'è l'apporto di uno specialista, un commercialista, un giurista che sia in grado di tenere una scrittura, cosa succede? E questo problema ce lo siamo posti. Io, per pronto accomodo, vorrei aggiungere una cosetta. Io sono un pochettino il Pierino in questa vicenda. Perché? Perché il fatto di essere associazione non riconosciuta, non del terzo settore, quindi non ne parliamo, rimaniamo come siamo. Ma quanti club che oltre a non mettere il rapportino, caro Domenico, non hanno il libro dei soci, non hanno il libro delle delibere, non hanno i bilanci. Signori miei, non perché si è associazione non riconosciuta, non terzo settore, non ci sono tutta una serie di adempimenti da effettuare. E non voglio drammatizzare. La responsabilità è solo ed esclusivamente del Presidente. Sia ben chiaro. Manco a farla apposta, giovedì scorso ho tenuto udienza, perché io fra i tanti difetti ho pure il fatto di essere giudice tributario, anzi presidente di sezione, e ho tenuto un'udienza dove un avvocato, presidente di un'associazione di basket, era chiamato a rispondere di centinaia di migliaia di euro. Signori miei,
Il fatto di rimanere associazione non ci esime e soprattutto dallo stare attenti, perché molte volte noi vendiamo biglietti, attività commerciale, che come terzo settore è ammessa, ma come associazione non riconosciuta non è ammessa. Quando ci viene il nostro Vincenzo Spada, dammi 10 euro che ti do il biglietto. E allora, finora, fra l'altro, noi abbiamo avuto una agevolazione perché, bene o male, gli uffici finanziari sono stati un pochettino più tolleranti con le associazioni, ma non troppo, con le associazioni proprio perché c'è questa situazione ibrida. Ma nel momento in cui vi è la possibilità dell'alternativa, perché, ripeto, come ente del terzo settore, è possibile effettuare un'attività, tra virgolette, commerciale, senza incorrere nella tenuta della partita IVA e via discorrendo, va bene? E allora come terzo settore io posso fare di più. Però giustamente la preoccupazione che c'è stata, e in questo senso il governatore ha effettuato una comunicazione che è arrivata a tutti i presidenti di club, nella quale si esprimevano queste preoccupazioni, l'attenzione che deve guidare nelle scelte. Perché vado avanti e faccio un passo avanti in tutto questo? Perché nel momento in cui il club, che ha pochi soggetti, che non trova al suo interno una figura di riferimento come consulente, che comunque non ritiene di dover percorrere, è possibile, e in questo la nostra Commissione continua a seguire la linea, cioè vedere di creare una realtà, sia essa una fondazione, sia essa una ulteriore associazione, che invece possa essere di sostegno e di supporto ai club per poter effettuare tutte quelle attività che il club non può più effettuare non essendo del terzo settore. Spero di essere stato chiaro. Aggiungo che nel giugno di quest'anno la Corte Costituzionale ha emanato una sentenza nella quale ha detto che le istituzioni, quindi il municipio, la provincia, no, la provincia non c'è, la regione, organi statali, possono cooperare e collaborare solo con gli enti del terzo settore. Quindi il club, che è rimasto associazione non riconosciuta, andando dal sindaco, si può trovare un sindaco affettuosamente disponibile, lui dice: Gioia, tu non sei ente del terzo settore, io non posso fare questo progetto insieme a te. Cooperazione, progettazione, ma anche per la sponsorizzazione. Certo. Importante capire i termini, chiarire cioè i termini che il legislatore usa per dare contezza ai club di quali sono le attività che devono fare, perché altrimenti se noi diciamo l'amministrazione, se va il presidente Sciammetta e gli dice hai bisogno di qualche cosa, perché noi alla fine per quello che abbiamo fatto abbiamo sempre dato agli enti.
non abbiamo mai avuto niente dagli enti. Gli enti ci hanno aperto sempre le porte quando hanno dovuto prendere da noi. Allora qui il punto è un altro, la progettazione con l'ente che è cosa diversa, ma la vogliono fare gli enti con noi? Prima domanda. Siamo capaci noi di fare una progettazione utile con loro? Seconda domanda. Ma per queste condizioni, diciamo, minimali che noi siamo in condizione di fare, è necessaria l'iscrizione al terzo settore. Quindi noi dobbiamo capire cosa sono questi progetti, spiegarli ai club, in modo che il club sa qual è l'attività per la quale la pubblica amministrazione gli può aprire o chiudere la porta. Ma oltre alla coprogettazione, che è molto difficile che avvenga, Può essere anche la coprogettazione europea, e c'è- io credo che a questo si riferisca, perché i soggetti... ma c'è anche la cooperazione, l'attività fatta in simbiosi, Sì, che la ma istituzione... non siamo noi, cioè il punto, scusate, io ho, Prego. l'impressione, Sì. ho l'impressione, ma io questo l'ho anche detto quando il club di Catania Host ha fatto un bellissimo convegno a Catania ed eravamo presenti e siamo intervenuti sia io che Angelo Collura, perché volevamo capire in prospettiva qual era, diciamo, l'attuazione che la normativa sul terzo settore si poneva, e il riferimento si faceva con la non fondazione, cosa che in questo momento, secondo me, se prima non capiamo noi quello che dobbiamo fare, quello è un altro problema che dobbiamo affrontare a bocce ferme, avendo capito di cosa parliamo. 1° dicembre 2018. Eccola, 1° dicembre 2018. E in quell'occasione io ho detto che ho la preoccupazione, e continuo a nutrirla, che noi finiamo in un calderone in cui noi Lions non c'entriamo niente. Cioè tutto il controllo che lo Stato vuole fare attraverso l'iscrizione al registro degli enti, al RUNT, degli enti del terzo settore, e tutto il controllo che va fatto per le ONG, per tutte le grandi associazioni umanitarie che girano milioni e milioni di euro, ma il club di Patti che campa che è sempre lì a mettere soldi, ora anche per aiutare, per fare quella sussidiarietà spicciola che noi facciamo, per aiutare i comuni, perché quando ci dicono ci mancano i quaderni per le scuole, ce lo dicono, e qualcuno l'ha detto ieri, perché l'ha detto mi pare Marina Scimone, e ha detto una cosa interessante, che chi lavora, chi ha contezza con i comuni la comprende, no? Per tante volte, anche con l'economato, tu non puoi prendere manco 100 euro se hai sforato, certo, per esempio i 12esimi. I 100 euro fa prima a prendere il sindaco dalla tasca e dire va a comprare quello che serve, perché se no devi fare una variazione di bilancio, devi convocare il consiglio comunale, un macello. Allora lì arrivano i Lions. Per favore, ci mancano i quaderni per i bambini. Noi tutte queste manovre non le facciamo oggi, non le facciamo perché abbiamo una contabilità semplificata, o metti i soldi il presidente e dice va bene, o se no si fa un giro veloce tra i soci, 10 euro ciascuno, e recuperiamo i soldi e facciamo quello che dobbiamo fare. Ora, questo è il problema. Noi non spostiamo la questione, noi non siamo l'obiettivo della legge del terzo settore, sì, che ti semplifica. Lo possiamo divenire, ma dobbiamo metterci in testa che dobbiamo diventare un'altra cosa rispetto a quello che siamo, che dobbiamo saperle fare quelle coprogettazioni, che dobbiamo coglierla l'opportunità che la legge sul terzo settore ci dà, perché è un'opportunità. Lo vogliamo fare un progetto europeo con il comune che porta i migranti, li fa scendere dalle navi, e allora noi per gli sbarchi facciamo questo e quest'altro. Lo vogliamo fare? Bene, facciamolo. Entriamo nel terzo settore, ma abbiamo la competenza per farlo, abbiamo la forza per farlo, o noi andiamo a impattare contro quel pilastro e anche quelle poche cose che facciamo non siamo in condizioni di farlo? Questo è il punto, perché la mia preoccupazione oggi è che a noi non ci dicono, il legislatore usa termini, e l'hai detto bene, la progettazione. Che significa? Perché io sono socio, io sono presidente del mio club e voglio capire che cosa significa progettazione, che in termini spiccioli che cosa io posso fare con il comune di Patti.
o con il comune di Palermo o con il comune di Catania. Allora, perché noi alla fine la norma la dobbiamo comprendere, scandagliare parola per parola, perché questi ci tirano nel sacco e io nel sacco tributario, con tutto rispetto, come di tributario qualche cosina faccio pure io, o per necessità o per... non mi faccio tirare, perché noi sappiamo bene che il tributario Sì, è un'imboscata, lo sappiamo bene. brava. E io temo queste imboscate. E allora, dato che c'è questa fiscalità di vantaggio, figurati, questa fiscalità di vantaggio per il terzo settore, la preoccupazione può essere che l'associazione non riconosciuta, rimasta così ferma al codice civile libro primo, dico, può essere più oggetto di attenzione, basta che sgarra più di tanto. Non so se rendo l'idea. Quindi bisogna mettere in guardia il Presidente, perché potrebbe avere, punto uno. Punto due, e completo il discorso e finisco, da quello che ha detto Domenico, da quello che è stato detto precedentemente, noi stiamo vedendo una associazione che ha cambiato il tipo, la modalità. Io sostengo sempre, gli scopi sono sempre gli stessi. I mezzi per poter raggiungere quegli scopi sono variati. È stata fatta una struttura più, scusate la blasfemia del termine, aziendalistica. Non voglio dire ovviamente che siamo in un'azienda, ma la concezione alla base di quello che ci hanno dato, dei programmi, dell'organizzazione di squadra, eccetera, è volta a una produttività diversa. Le risorse più difficilmente le troviamo all'interno del club, mentre prima era più facile raccogliere dai soci, ora è più difficile. E per allettare il terzo che mi vuole sostenere un progetto, in termine molto generico, un progetto, io gli devo dare una ricevuta che lui si può scaricare dalle tasse, altrimenti che cosa faccio? E come associazione non riconosciuta non glielo posso dare, mentre come terzo settore sì. E allora qui c'è tutto questo mare che non è semplice, qualora ci fosse la soluzione facile, raggiungibile, non staremmo nemmeno a discutere. Il problema c'è, stiamo attenti perché comunque il passo sarà diverso anche se noi rimaniamo così come siamo. Questo è indubbio. Io mi fermo, se c'è qualche domanda. Prego. Viene il microfono, per favore. Chi voleva il microfono? Qua, Pogliese. Completiamo quello che hai detto tu in modo magistrale, come schema e sistematizzazione. Quello che ha detto il governatore. Non dimentichiamo che da alcuni anni a questa parte l'Agenzia delle Entrate ha monitorato tutti gli enti. E allora voglio dire, questo monitoraggio di tutti gli enti, nella mia valutazione che mi occupo di tributario, significa un potenziale fondo del barile da cui l'Agenzia delle Entrate prevede di trarre delle risorse, per cui anche quando non dovessimo fare la scelta di entrare nel terzo settore, non dimentichiamo che la comunicazione che diamo anno dopo anno della modifica del legale rappresentante e così via è un archivio potenziale di dati che ci deve creare parecchia preoccupazione, quantomeno sul piano della ritenuta fiscale, che è un'anomalia ricorrente in tutti i club. Esatto, giustissimo. E sottolineo quei 433.000 euro che ho portato di esempio per quella associazione. Il fatto principale è dato dalla mancata comunicazione, proprio quello a cui ti riferivi tu, del presidente nuovo.
e quindi rimaneva il presidente Vecchio che deve rispondere. Prego. Io non sono un consulente fiscale, ho fatto... Dico, non sono un consulente fiscale, per oltre 40 anni ho fatto il medico, quindi non sono adatto a discutere di queste cose. Però mi sono sempre posto un problema, anche perché diciamo gli anni passati sono stato tesoriere per esempio all'Accademia della Cucina, qui c'è un altro valido in Rosario componente. Ebbene, adesso dici perché questo discorso? L'anno scorso, quando è venuto fuori questo discorso del terzo settore, io mi sono dimesso. Dice perché? Perché pensavo, probabilmente forse la realtà è anche questa, di incorrere in queste vicende di, diciamo così, di essere tipo una società di commercio o quant'altro, e chiaramente mi è venuto anche il dubbio, dico perché se noi come Accademia nel caso in questione, come Lions oggi praticamente non mettiamo le mani in tasca di nessuno, perché siamo noi stessi che mettiamo le mani in tasca all'interno delle nostre tasche, perché dovremmo essere soggetti a una problematica di questo tipo, visto e considerato che proprio di commerciale non esiste niente. Non solo, ma nello stesso tempo noi con i nostri soldi facciamo tanto bene. E non capisco perché probabilmente lo Stato, ecco, non mi pronuncio dal punto di vista politico perché credo che lo Stato voglia mettere le mani in tasca a tutti gli italiani e ci vuole controllare in tutti i sensi, anche quando noi facciamo beneficenza. Comunque, ti ringrazio. Lo spartiacque è lì nel momento in cui tu hai sottolineato che quel club gastronomico è un club che soddisfa esigenze dei singoli e si autosostanzia, si autoalimenta, mentre nel momento in cui noi abbiamo visto che i club Lions non hanno più un obiettivo di godimento all'interno, ma si debbono proiettare all'esterno, e qua c'è Messina che mi può correggere, e quindi è un'attività che si estrinseca e soprattutto che ricerca fondi da terzi estranei. È lì lo spartiacque tra quello che dici tu, dove voi... Così prima il Club Lions era molto più egocentrico, cioè era il soddisfacimento dei soci che poi decidevano di fare una beneficenza, mettevano i soldi e lì i problemi non ce ne sono. Oggi come oggi è diverso, oggi come oggi tu coinvolgi anche realtà al di fuori di quello che è il club e lì poi c'è la gestione, tutto lì è. E quindi sempre, diciamo la stessa cosa. Ripeto e dico, nel momento in cui io non chiedo, e questo si verifica da parecchi anni, perché una volta le istituzioni, io mi ricordo nel 2002, nel 2003, per esempio si chiedeva quando si faceva un evento, la regione per esempio, oppure il comune partecipava con un tot. Oggi noi non lo facciamo più, quindi non vedo Ancora perché meglio, dovremmo essere soggetti a un discorso di questo tipo. Fermo restando che anche per quanto riguarda quel discorso enogastronomico... Scusate signori, scusate. Quindi fermo restando che anche per quanto riguarda quel discorso enogastronomico, mi permetto di dire che noi da quel punto di vista non facciamo solo un benefit per noi stessi, ma lo facciamo anche per gli altri. Scusami, ti devo tagliare perché ho visto che c'è qualche altro e scherzando siamo arrivati a 35 minuti. Scusate. E sto invadendo i tempi.
Perdonate, ci sono diversi colleghi Lions che vorrebbero inserirsi. Posso chiedere di venire al podio così ci semplifichiamo? Mi pare chiaro. Di cambio, Con la preghiera di fare un flash. non posso dare il microfono e girare. Vengono qui e cambiamo. Prego, chi è che c'era? Pronto? C'era Andrea Donzì, c'era lui, Andrea Donzì, Maddalena. Prego. Comprendo che l'argomento è molto interessante e questo significa, ecco, che c'è la necessità di doverne parlare. Abbiamo considerato questa cosa, tant'è vero che il 22, cioè la commissione a cui Gianfranco ha fatto riferimento, ha già fatto un altro incontro. Abbiamo delle ipotesi al vaglio. E tuttavia abbiamo organizzato per giorno 22 un incontro online che avete visto dove 21, scusate, scusami 21, Mariella mia. sì, 21. il 21 un incontro online dove ascolteremo sicuramente i componenti della commissione ed ascolteremo anche, Ma soprattutto ascolteremo, è persona veramente... anche una persona di grande livello, un presidente della sezione tributaria della Cassazione, il dottore Mario Cicala, che sarà appunto una voce terza, chiamiamola così, che darà i suoi input rispetto a quella copia di statuto che abbiamo mandato e che a breve manderemo anche ai club, soprattutto per farci capire. Quindi cosa vi voglio dire con questi? Oggi non ce la facciamo qui a risolvere, non abbiamo neanche gli elementi per poter dire una cosa piuttosto che l'altra. Quindi chi vuole intervenire ben venga, ponga la questione, perché questo momento è stato fatto soprattutto per questo, però considerate che avremo occasione anche online di poterne riparlare dopo il 21 con a maggior ragion veduta. Vi dico anche che la Commissione sta ragionando pure su una soluzione alternativa che, piuttosto che portare tutti i club a fare la scelta di iscriversi tutti al terzo settore e quindi diciamo di dover prendere la parte fiscalmente più gravosa, dico più gravosa rispetto alla natura e all'attività delle azioni che i club fanno, invece di realizzare un soggetto in cui partecipano i componenti, un componente per club, vediamo poi come strutturarla proprio sul piano fiscale, per cui quando il club di Patti vuole fare le cose che può fare, che non rientrano nel terzo settore, se lo fa. Mettiamo che vuole sorteggiare la macchina per la fondazione, questa attività la passa a quella realtà. Io da questo punto di vista ho visto nel distretto L, che comprende Lazio, Umbria Sardegna. e Sardegna, che molto intelligentemente hanno fatto la cosiddetta LAUMSA, Lazio, Umbria, Sardegna. Questa LAUMSA è una ONLUS. Quindi operavano con la ONLUS per tutto quello che non potevano fare, che sarebbe ora e che noi rischiamo cambiata di in che questo... adesso la vanno a passare nel terzo settore. Per cui quando c'è un club che vuole fare un'attività che non può fare, si rivolge alla LAUMSA, che è una sua creazione, che ha un rapporto diretto con quel club, e gli dice: senti, mi fai l'autorizzazione per fare questa cosa? Quindi vedete che l'alternativa c'è. Piuttosto che intruppare 115 club con 115 potenziali iscrizioni nel registro, ne creiamo una, e vedete l'importanza di imparare a lavorare insieme, l'importanza di sentirci coinvolti tutti in una realtà, in un unico, diciamo, contesto. Dobbiamo farlo questo salto, questo passaggio che è importante. Ovviamente questa una situazione assolutamente diversa rispetto alla fondazione, che non diciamo che è una cosa impossibile o una cosa da aborrire oggi, però affrontiamo intanto un primo problema.
Poi, quando avremo cominciato a capire di che si tratta, quando avremo accettato che la fondazione è qualcosa che poi con noi non ha più niente a che vedere, perché ha una sua vita, una sua autonomia. Sapete, una volta, se non sbaglio, fu proprio Mario Cicala con cui mi confrontavo per questa questione della fondazione, mi disse sì, dice Geppetto, quando io dicevo ma questo rapporto di autonomia rispetto a chi la crea, no? La fondazione, come si gestisce? Risposta di Mario Cicala, anche Geppetto, quando dal pezzo di legno fece il burattino, poi gli scappò dalle mani e lì ho capito tutto. Allora, noi dalle mani non ci dobbiamo fare scappare niente, ma in questo momento che non ci abbiamo manco le mani, non possiamo trattenere nulla. Allora, continuiamo a lavorare. La cosa che vi voglio dire è che sappiate che stiamo ragionando sulle soluzioni che prenderete voi, le decisioni nella piena autonomia. Noi vi diamo le possibilità con queste professionalità che ci sono di fare le migliori scelte e poi decidete voi, in base a quello che ritenete di fare. Infatti, Mariella, hai dato la risposta. Scusami, mi introduco con un flash. No, stai fermo. No, un secondo. Prego. Il problema è ogni club lavora per l'ordinario. A volte l'attività che viene posta è a favore della fondazione, quindi lo straordinario. Il quesito che va posto è questo: nell'attività ordinaria il club non può rientrare nel terzo settore, solo quando, come nel caso di specie, la raccolta fondi e quindi c'è un movimento economico di grande rilievo. Quindi è chiaro che il caso va sottoposto in questi casi eccezionali quando i club lavorano per la fondazione. Tra l'altro volevo ricordare che anche a livello nazionale e quindi col multidistretto si sta ipotizzando la creazione di una fondazione multidistrettuale che sarebbe partecipata dalle fondazioni o dalle realtà distrettuali. Quindi dico, questo teniamolo presente, perché è importante, non l'ho sottolineato abbastanza e ringrazio Mariella per averlo sottolineato, che appunto questa visione diversa. Un'ultima chiosa, voi avete ricevuto uno statuto, molti leggendo lo statuto dicono ma che strafalcione che c'è scritto qui. Guardate che lo strafalcione 90 su 100 è addebitabile allo statuto tipo che voi magari non avete letto e che è stato trasmesso da Hochbrück, è tradotto in un linguaggio italiano che lascia molto a desiderare e perciò sembrano delle bestemmie, ma bestemmie non sono, perché noi nel multidistretto abbiamo voluto mantenerci il più fedele possibile allo statuto tipo in vigore, tanto è vero che Hochbrück ha convalidato questo statuto tipo che voi avete ricevuto o che i vostri presidenti hanno ricevuto. C'era velocissimo, scusami che approfittiamo, ma io desidererei porre una domanda e una riflessione. La domanda è questa: a me il fatto che signori scusate, si sente alza un pochettino il la voce. passaggio da club, da associazione a terzo settore debba comportare tutte quelle problematiche, francamente sono qualcosa che già mi atterrisce. Pensare di avere a che fare con l'ufficio delle entrate è una cosa che scusami, non voglio fare il corvo. Volevo dire, con l'agenzia delle entrate c'hai da fare così come sei. Comunque, lo so, ma come ha detto il collega, ma come ha detto l'amico, sono soldi nostri che gestiamo, non Sì. sono soldi che richiediamo. Sì. Un'altra cosa che volevo dire è questa. Tu stesso hai detto che tanti club non hanno a volte libri di socio o contabilità o questo o quell'altro. Purtroppo è una realtà. Ma questo sta a significare ancora di più che un passo così pericoloso comporta tante problematiche che non so quanti club potrebbero stare tranquilli, quanti presidenti. Per cui la mia riflessione
vi prego di pensare questa. Mi fa piacere che ci sia una commissione di studio. Posso vedere un po' il fatto della Onlus, lo potrei anche capire. Vengono Che ci abolite siano- le Onlus, Come? non ci sono più, perché Ma sono allora- trasformate nel terzo settore. Allora francamente penso che sia veramente... Oh, anche lì la domanda è questa. La domanda è questa: coinvolge automaticamente tutti i club o è solo riferito a chi eventualmente aderisce? Ovviamente a chi aderisce. E non è che possiamo... Quindi chi vuole? Perfetto, Certo. va bene, era questa la domanda. Grazie. C'era qualche altra forza veloce? Raso. Vai, Leonardo da Vinci, anzi Leonardo da Cefalù. Grazie. Una domanda brevissima per la Commissione, frutto di una semplice riflessione. Io non credo che i singoli club possano diventare associazioni del terzo settore, assolutamente. Lo escludi Lo escludo. Per giuridicamente? No, meno. non giuridicamente. dal Ah, punto che di scelgano. vista operativo. operativo. Va bene. Chiedo alla Commissione, a voi che molto Sì. meglio di noi No, potete per carità, chiarire, amore. avete pensato alla possibilità, perché il terzo settore è importantissimo, va perseguita questa strada, pensare però a un modello organizzativo del distretto. E questo Non- abbiamo detto, chiedo scusami, scusa, Leonardo. non delle Leonardo, associazioni, dei Leonardo. singoli club. Leonardo, scusami. I club fanno rete, e già l'abbiamo visto che c'è un'ipotesi di rete, no? E con questa rete si crea una fondazione, un'associazione Chiudo. No. riconosciuta, non riconosciuta, che fanno parte del terzo settore. Chiudevo con questo, rispetto a quello che diceva la governatrice. Non un nuovo soggetto, ma lo stesso distretto che possa Abbiamo diventare problemi? il modello organizzativo Scusami, da cui dipendono Leonardo, i singoli club. I club Scusami. non possono entrare nel terzo settore. Leonardo. Sono delle bocciofile la maggior parte, scusate. Ma a Bocciofila pure sa va a fare, infatti- gli adempimenti la va a fare pure a Bocciofila. no? Notate che nel terzo settore la legge esclude, guarda caso, i partiti politici e i sindacati. Vabbè, ma quella è un'altra visione. Forse un modello organizzativo del distretto. Sì, ma il distretto non ha una personalità. Il modello organizzativo non va riportato ai club, ma al distretto che acquisti personalità giuridica. Va bene. E allora? Chi c'è? Forza, Don Sio. Gianfranco, allora io avrei una proposta da fare. Intanto c'è un problema di fondo a valle che è stato abbondantemente segnalato. A prescindere dalle possibilità future, noi abbiamo un problema di base che deve essere, come dire, in qualche modo attenzionato, perché i club già non sono strutturati per potersi tutelare. Su questo ovviamente bisogna fare un'azione importante a prescindere. Perché diventa importante? Perché se questa azione negli anni, non nell'immediato, riesce a funzionare, diventa questo il presupposto per ipotizzare di fare un salto individualmente come club, ma come movimento per il terzo settore. Nel frattempo le soluzioni che sono al vaglio possono consentire, di partecipare a dei progetti in una forma adeguata, appoggiandosi a un ente di terzo settore costituito ad hoc. Ok? Però il problema fondamentale, io in questo momento lo vedo a valle, perché noto che tanti club, siccome da tanto tempo non c'è stato mai un controllo, una cosa, c'è la convinzione, perché non c'è la sensibilizzazione adeguata, che non ci saranno problemi.
Invece questo deve essere il momento per attenzionare la necessità di creare una struttura di difesa, però su questo i club al momento, secondo me, non hanno ancora la sufficiente percezione di questa realtà possibile. Cioè è arrivato il messaggio, ma la percezione è adeguata e soprattutto non hanno gli strumenti a cui appoggiarsi per, come dire, capire e strutturare all'interno. Quindi Io faccio sempre l'acello di Manaugurio. Vero è che il terzo settore pretende qualche adempimento in più, ma anche le associazioni non riconosciute come siamo combinati ora, c'è di bisogno di adempimenti che spesso non si fanno. Ma sto dicendo, sto affermando Perfetto, questo, no, e c'è l'importante è che bisogno ci di un ruolo capiamo. importante. Siamo al quarto settore.